io ho paura che ci sarà anche una affluenza bassa. Parigi ha votato col 40% dei votanti e ho paura che la gente, quelli che verranno a votare senza sapere proprio perfettamente i programmi dei candidati. È una elezione che sarà condizionata sicuramente dall'emergenza, dalla gestione dell'emergenza, che vede ovviamente un candidato che era già sicuro vincitore, già strafavorito, ancora più forte. E quindi voglio dire, quello non è mai stato un risultato in discussione. E che secondo me è una, come dire, una pagina di democrazia, come dire, ballerina che si poteva evitare andando a votare nella primavera prossima, quando il virus auspicabilmente sarà del tutto superato, i vaccini saranno, e quindi la gente viene a votare occupandosi anche di questa cosa. Io ripeto, sono convinto che la votazione questa volta verrà fatta soprattutto sulla simpatia che riusciranno ad avere le persone così, non sarà un voto totalmente consapevole, perché le preoccupazioni delle persone adesso sono sicuramente le altre e me ne rendo conto.